È tempo di bilanci in tutti i sensi, bilanci come associazione, quindi ci si ritrova qui per condividere i risultati, le preoccupazioni, ma soprattutto le strategie future, perché mi piace sottolineare come ANCI Veneto, quindi i comuni veneti, amino lavorare in squadra e vanno tutti nella stessa direzione indipendentemente dalle appartenenze politiche, però è anche tempi di bilanci di previsione. E quindi qui qualche nodo viene al pettine. Ovviamente sono esplosi i costi del caro vita, così come per le famiglie anche per i comuni, e è una costante ormai, si sono ridotti i trasferimenti da parte dello Stato, nonostante l'ottimo lavoro del ministro Giorgetti e il grande canale di confronto e di dialogo che abbiamo instaurato. Il ministro Giorgetti è riuscito a limitare i danni, però non abbiamo maggiori risorse a disposizione e quindi sono un po' a rischio i bilanci comunali e la tenuta dei servizi. Devo dire che rappresento un esercito di sindaci virtuosi da sempre, che hanno sempre avuto i conti in ordine, e quindi qui a gran voce per l'ennesima volta chiediamo che questo paese faccia uno scatto, la meritocrazia, che la questione settentrionale non rimanga soltanto uno slogan, ma diventi davvero un agire quotidiano da parte del governo, dove vengono premiate le amministrazioni virtuose. I comuni sono l'ultimo anello della catena, quello su cui si scaricano tutti i problemi, ma non è più possibile andare avanti così, non è più possibile perché i comuni non hanno più le risorse. Siamo di fronte a due alternative: o tagliare i servizi o alzare le tasse. Sono due alternative a cui i sindaci non si vogliono rassegnare. Un esempio per tutti: quest'anno è stato doverosamente rinnovato il contratto dei dipendenti degli enti locali, il governo ha firmato il nuovo contratto, peccato che non abbia trasferito nessuna risorsa o pochissime risorse agli enti locali per poter pagare questi contratti, quindi questo rinnovo si è tramutato in maggiori costi per le casse dei comuni, hanno dovuto trovare risorse all'interno dei loro bilanci. L'altro grande tema è che ognuno deve fare il proprio mestiere, i comuni sono al fronte, ogni giorno combattono per esempio sul fronte della sicurezza, ma abbiamo 12.000 agenti di polizia locale in meno negli ultimi 15 anni, abbiamo norme che non ci consentono di intervenire e soprattutto la sicurezza è un compito dello Stato dal punto di vista della Costituzione e delle norme. Tra le varie sfide che dovranno affrontare i comuni nel prossimo futuro ce ne sono due che hanno un impatto sulla gestione dei servizi sociali. Il primo è gli ATS, che è un obbligo normativo, i comuni stanno lavorando, i territori stanno lavorando per la Costituzione. L'altro tema, quello incombente, è quello della compartecipazione alle rette dei non autosufficienti inseriti in struttura. Basare tutto sul unico indicatore ISEE non permette di fotografare bene la situazione del patrimonio e della redditività di un soggetto e della sua famiglia. L'Assemblea regionale dell'ANCI Veneto rappresenta uno dei momenti più significativi per la vita dell'associazione, ma anche per la vita dei comuni, perché è il momento in cui gli amministratori di tutti i colori politici si ritrovano e parlano di quelle che sono le problematiche, le necessità delle municipalità, dei comuni del Veneto. Essere presenti significa essere vicini ai comuni, capire quelle che sono le loro necessità e cercare poi di portarle nelle sedi dove si possono sostenere quelle che sono le risposte da dare ai nostri cittadini nei vari ambiti in cui c'è bisogno.